All'alba della 19ª giornata nel campionato di eccellenza siciliano, il Canicattì, capolista del gruppo A, vuole conservare 5 punti di vantaggio sulla Don Carlo Misilmeri. Proverà a farlo nel match del Valentino Mazzola di San Cataldo contro il Casteltermini. Nell'ultimo turno i biancorossi si sono imposti per 3-2 sul campo del Monreale. È stato sconfitto invece il Casteltermini proprio dalla vice capolista Don Carlo Misilmeri. Per questa sfida il Canicattì in porta con Gabriele Barbagallo, difesa con Di Mercurio, Baiata, Pettinato, Tedesco, Mediana, Garufo, Privitera, Prezzabile, in avanti Iezzi, Matera e Iraci. Tutto pronto allora con il film del primo tempo. La prima incursione è di marca locale e arriva al 7° minuto di gioco. Dalla sinistra infatti riesce a trovare spazio Iezzi, che si avvicina verso l'area di rigore a grandi falcate, sembra imprendibile per la difesa avversaria, entra in area, prova a mettere sul secondo palo dove arriva Prezzabile, conclusione respinta dalla difesa del Casteltermini. Si perde poi in un nulla di fatto ancora il Canicattì. Al 24esimo il pallone finisce a Prezzabile, che libera il gran destro dai 20 metri e trova l'1-0, il gol del vantaggio della formazione padrone di casa. Gran tentativo quello di Prezzabile che vale il vantaggio. 25esimo contropiede del Canicattì, Benny Raci prova la staffilata, pallone tra le braccia del portiere Catanzaro. 35esimo, gioco allargato a sinistra dove Tedesco controlla, Tedesco fa partire una conclusione impossibile che vale il 2-0 del Canicattì. Staffilata verso la porta di Catanzaro che rimane pietrificato. Un gol bellissimo quello dell'esterno mancino. Ci prova il Casteltermini al 45esimo con un timido tentativo di Cordaro che si spegne tra le braccia di Barbagallo. Seconda frazione, 48esimo, inizia la ripresa col Canicattì che ci prova a duetto tra Privitera e Garufo. Quest'ultimo mette in mezzo Prezzabile, colpisce di testa, salvataggio sulla linea di Silla. 54esimo, ci prova nuovamente il Casteltermini con il tentativo di Guadagnoli che però trova la risposta in tuffo di Barbagallo. 64esimo, ancora un'occasione per il Casteltermini che sembra voler riaprire la partita. Montalbano, serve Agnello, calcia male il numero 3 da buona posizione. 65esimo, primo cambio per mister Bonfatto, tocca a Cadernicchia al posto di Di Mercurio. 66esimo, Privitera, d'esterno serve Iraci, solita conclusione potente tra le braccia di Catanzaro. 67esimo, tocca a Padovani al posto di Matera. 68esimo, Cadernicchia per vie centrali trova Garufo, poi Padovani innesca Iraci che si allarga con il destro, prova il diagonale leggermente al lato. 75esimo, arriva il tris del Canicattì, Privitera lancia Iezzi come sempre, non lo prende nessuno a sinistra, pallone dentro, Benny Iraci, tutto facile per la capolista che trova il 3-0 contro il Casteltermini e mette il punto esclamativo sul match del Valentino Mazzola. Al 77esimo lo stesso Iraci esce nella bolgia di San Cataldo al suo posto. Il momento di Biondo, il Canicattì attacca all'80esimo, la sgroppata di Tedesco, il pallone che viene calciato verso la porta, la respinta di Catanzaro, il neoentrato Biondo alza poi la mira. 81esimo, tocca a Toledo al posto di Iezzi, passano 5 minuti e si mette subito in mostra il neoentrato. Qui transizione dalla destra, rientra, poi scarica il pallone ancora per la conclusione di Cadernicchia, è potente ma centrale. Termina il match del Valentino Mazzola di San Cataldo, il Canicattì conserva 5 punti di vantaggio sulla Don Carlo Misilmeri, battendo per 3-0 il Casteltermini. Fra 2 settimane il big match tra la prima e la seconda in classifica.